Buongiorno, le principali notizie. A Palermo rinviata a giudizio l'assessora regionale a turismo Elvira Amata di Fratelli d'Italia, condannata a 2 anni e 6 mesi col rito abbreviato l'imprenditrice Marcella Cannariato, entrambe accusate di corruzione nella pubblica amministrazione. A Catania arrestati 2 rapinatori che avevano bloccato 2 dipendenti di un supermercato di Gravina e derubati di 16.000 euro dell'incasso della giornata. A Pavia fermato un 16enne originario di origine egiziana accusato dell'omicidio di Gabriele Vaccaro, il giovane di Favara ucciso in un parcheggio. Il 25enne siciliano aggredito per essersi rifiutato di consegnare al branco le pizze che aveva comprato. A Palermo retata antimafia con 32 arresti nei quartieri Brancaccio e Sperone, in carcere anche un boss scarcerato 2 anni fa che aveva riorganizzato il clan. Alcuni imprenditori taglieggiati hanno denunciato gli estortori. A Catania no all'isolamento e al bullismo, la protesta degli studenti dopo il suicidio di una liceale di 15 anni. Dopo la denuncia dei genitori della ragazza indaga la magistratura. Riduzione delle corse e aumento dei costi dei biglietti per le isole minori. Il caro carburante si abbatte anche sui traghetti siciliani. Calcio, umori contrastanti in casa del Catania dopo il pari con il Potenza, i tifosi chiedono maggiore impegno, Toscano assicura il secondo posto sarà nostro, tonfo del Trapani che retrocede in Serie D, Siracusa appeso ad un filo di speranza. Buongiorno, eccoci, benvenute e benvenuti. Dunque, rinvio a giudizio per l'assessore regionale al turismo Elvira Amata di Fratelli d'Italia e condanna con il rito abbreviato per la sua coimputata Marcella Cannariato. Sono le decisioni appunto del Tribunale di Palermo, entrambe sono accusate per corruzione nella pubblica amministrazione. Maglio Viola. 2 anni e mezzo per corruzione all'imprenditrice Marcella Cannariato e rinvio a giudizio invece per l'assessore regionale al turismo Elvira Amata. Lo ha deciso il GUP di Palermo, Walter Tortorici, a conclusione dell'udienza preliminare per l'inchiesta sulla corruzione all'assessorato regionale. Le 2 donne sono accusate di aver stipulato fra loro un patto corruttivo che avrebbe fruttato un finanziamento da 30.000 euro in favore di un'iniziativa della Fondazione Belisario, rappresentata in Sicilia all'epoca proprio da Marcella Cannariato. In cambio l'imprenditrice avrebbe dato un lavoro a tempo determinato e un alloggio al nipote dell'assessore. Per Cannariato, che aveva scelto il rito abbreviato, è arrivata la condanna, mentre per l'assessore, che viene giudicata con il rito ordinario, dovrà essere il tribunale a pronunciarsi nel corso di un processo che inizierà il prossimo 7 settembre. Di fatto il GUP ha accolto per intero le richieste dei pubblici ministeri Andrea Fusco e Felice De Benedittis. Prendo atto della sentenza, ma ribadisco la mia estraneità ai fatti, ha commentato a caldo la Cannariato, che annuncia di voler ricorrere in appello rispetto a questa decisione, come conferma anche l'avvocato difensore Vincenzo Lorrè. Il rinvio a giudizio dell'assessore di Fratelli d'Italia non mancherà di avere conseguenze di natura politica, visto che uno degli elementi che tenevano fermo il rimpasto alla Regione era proprio l'attesa di questa udienza. A Catania sono stati arrestati 2 rapinatori che avevano, pensate, assaltato e bloccato 2 dipendenti di un supermercato di Gravina. I 2 dipendenti stavano portando l'incasso giornaliero, 16.000 euro, proprio in banca. Sentiamo Simona Mazzona. Immortalati dalle telecamere della videosorveglianza, sono stati incastrati così i 2 rapinatori, un 24enne e un 52enne, che dopo aver adocchiato i dipendenti di un supermercato hanno deciso di rubare tutto l'incasso. Li vedete in queste immagini mentre bloccano l'auto dei 2 in via Passo Gravina. 4 persone, una delle quali armata di pistola, hanno puntato i 2 dipendenti del supermercato in auto, diretti in banca per depositare gli incassi dell'esercizio commerciale, pari a circa 16.000 euro. Le indagini disposte dalla Procura di Catania ed eseguite dalla squadra mobile della polizia hanno permesso di risalire a 2 dei 4 rapinatori. Le immagini che vedete sono state estrapolate dai sistemi di videosorveglianza degli esercizi commerciali presenti nell'area in cui è stato commesso il reato. Entrambi i criminali sono stati arrestati. Il 52enne è stato portato in carcere a Piazza Lanza, mentre per il 24enne è scattata la notifica del provvedimento in carcere, essendo già detenuto per altra causa. A Pavia è stato fermato un giovane sedicenne di origine egiziana accusato dell'omicidio di Gabriele Vaccaro, il giovane di Favara, ucciso in un parcheggio. Il 25enne siciliano è stato aggredito per essersi rifiutato di consegnare delle pizze al branco che lo aveva circondato. Sentiamo il servizio, Davide Sardo.
Dacci le pizze! Sarebbe questa la frase che avrebbe innescato la violenta aggressione culminata nell'omicidio di Gabriele Vaccaro, 25 anni, di Favara, ucciso nella notte tra sabato e domenica scorsi a Pavia, nel parcheggio dell'area Cattaneo. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane aveva appena acquistato del cibo e stava raggiungendo l'auto insieme ai due amici e colleghi di lavoro alle poste del Pavese, di Ribera e Favara, quando sarebbe stato avvicinato da un gruppo di ragazzi. Il rifiuto di consegnare le pizze avrebbe fatto esplodere la violenza. Un sedicenne avrebbe estratto un cacciavite colpendo Gabriele tra collo e spalla. In suo soccorso sarebbe intervenuto l'amico riberese, che a sua volta è stato colpito più volte all'addome e al braccio con lo stesso oggetto. Poi la fuga del branco. Gabriele, riuscito a salire in auto, ha accusato un malore pochi minuti dopo, debolezza, giramenti di testa, fino al trasporto in ospedale a San Matteo, dove è morto. Sarà l'autopsia a chiarire l'esatta dinamica del decesso e l'eventuale emorragia interna. Fondamentali le testimonianze e le immagini di videosorveglianza. Nella notte sono scattati i fermi. Un sedicenne egiziano è stato sottoposto a fermo con le accuse di omicidio e porto di oggetti atti ad offendere. Secondo gli inquirenti sarebbe stato autorizzato, oltre al cacciavite, anche un tirapugni, oggetti che non sono stati ancora ritrovati. Da Favara il sindaco Antonio Palumbo annuncia il lutto cittadino e affida il suo dolore a parole cariche di sgomento. Tengo a ringraziare il sindaco di Pavia perché ha subito chiamato e si è messo a disposizione sia con me che con i familiari per qualsiasi cosa, segno di vicinanza tra le due comunità. Purtroppo siamo qua in attesa che si sblocchi la salma per poter ritornare a Favara e fare le esequie. Siamo colpiti, la nostra comunità è stata colpita per l'ennesima volta, ma speriamo, come sappiamo fare noi, di rialzarci. Le indagini proseguono per chiarire il ruolo di tutti i presenti, una vicenda che lascia sgomento e riaccende l'allarme sulla violenza tra giovanissimi. A Palermo retata antimafia, 32 le persone arrestate nei quartieri Sperone e Brancaccio, in carcere anche un boss che era stato scarcerato 2 anni fa ma che aveva riorganizzato il clan. Alcuni imprenditori poi hanno dato il via alle indagini proprio denunciando i loro estortori. Sentiamo il servizio. Era stato scarcerato, aveva nuovamente ripreso il controllo del mandamento mafioso Sperone e Brancaccio. Il nome di Nino Sacco apre l'elenco dei 32 arrestati in un blitz antimafia a Palermo, un'operazione congiunta di carabinieri e polizia. Nino Sacco, 70 anni, mandava in avascoperta il nipote Carmelo, ma sarebbe stato lui a prendere le decisioni. Pizzo, droga e investimenti, ma c'è una mafia che punta anche al mercato legale, riuscendo ad accaparrarsi degli immobili alle aste giudiziarie, silenziando la concorrenza, grazie alla collaborazione di un impiegato dell'Agenzia delle Entrate che in cambio delle sue prestazioni riceveva compensi provenienti direttamente dal circuito economico del clan. E poi pizzo a tappeto per tutti i commercianti. Nel corso delle indagini è emerso che alcuni imprenditori taglieggiati avrebbero collaborato, permettendo agli investigatori di ricostruire diverse richieste di denaro. Sono 18 le estorsioni tentate o commesse, con cifre che vanno da 300 euro ad oltre 15.000. Ma dall'operazione di oggi emerge ancora una volta il desiderio di potere dei vecchi boss come Nino Sacco, che scarcerato ha immediatamente ripreso il controllo del mandamento. Il blitz ha anche ricostruito gli assetti delle famiglie di Brancaccio, Roccella, Guarnaschelli e Corso dei Mille. Le risultanze investigative, ha detto il procuratore De Lucia, hanno rivelato una metamorfosi strategica dove Cosa Nostra non ha rinnegato la propria vocazione violenta e il controllo militare del territorio, ma ha affiancato ad essi una moderna inclinazione affaristica, declinandola in chiave manageriale. Dopo il suicidio di una liceale, centinaia di studenti che sono scesi in piazza ieri a Catania, tra dolore e responsabilità da chiarire, chiedono più ascolto da parte dei professori e attenzione alla salute mentale. Rompiamo l'isolamento, stop al bullismo. Sentiamo Eva Spampinato. È una manifestazione che nasce da un grande dolore e riversa tutta la rabbia degli studenti delle scuole catanesi per quello che poteva essere evitato. Dovete rompere il silenzio assordante che si respira in quei luoghi, perché la verità deve uscire da quelle mura. Al centro il ricordo di una quindicenne che ha deciso di farla finita dopo mesi di sofferenze e vessazioni che non sono state colte in tempo o che forse sono state sottovalutate. È morta anche per questo, per isolamento e per silenzio, e perché facciamo tutto questo in modo che Claudia sia l'ultima. Ma le responsabilità verranno
sono accertate dalla magistratura, c'è un'indagine in corso partita dalla denuncia della famiglia. Veniva screditata perché era diversa, perché si distingueva dagli altri, solo perché aveva un taglio di capelli diverso dagli altri. Intanto questa mattina centinaia di giovani sono partiti dal largo Rosolino Pilo a Catania per attraversare le vie del centro. I momenti più commoventi e di tensione davanti all'istituto. Le tapparelle sono chiuse. Questa è la dimostrazione. Se davvero non fossero colpevoli anche un minimo, loro non avrebbero problemi. La dirigente esprime cordoglio, respinge le accuse e invita al rispetto e alla responsabilità, garantendo collaborazione con le autorità, ma evita i microfoni e il confronto con il corteo in piazza. Pretendiamo che ci sia una educazione sessuaffettiva all'interno delle scuole. Gli studenti intanto denunciano un sistema educativo percepito come distante, chiedono una scuola più umana con supporto psicologico reale, educazione sessuaffettiva strutturale e ambienti sicuri, contro bullismo, isolamento e pressioni. Anche solo per avere un supporto psicologico devono essere informati i genitori. Serve educare i ragazzi al rispetto, educare i ragazzi al consenso, perché è un problema, questo è il problema che sta alla base del bullismo. Riduzione delle corse o aumento dei costi per i biglietti per quanto riguarda le tratte per le isole minori. Il caro carburante si abbatte anche sui traghetti siciliani. Francesco Triolo. I collegamenti da e per la Sicilia, quelli sullo stretto di Messina, rischiano di diventare un termometro dell'incidenza del caro carburante nelle prossime settimane. Se da un lato protestano gli autotrasportatori con i rappresentanti del Comitato Siciliano convocati a Roma al Ministero dei Trasporti per un incontro che dovrà servire ad analizzare la situazione e trovare delle soluzioni, dall'altro gli armatori stanno cercando di evitare aumenti sostanziosi, ma non si sa per quanto ancora non arriveranno. Il carburante incide per una parte variabile nel biglietto del traghettamento. Da quando è iniziata la guerra in Medio Oriente è aumentato sullo stretto nella misura dell'1%, mentre non sono state ancora adottate nuove tariffe nella tratta Salerno-Messina, per esempio. La Regione Sicilia ha già stanziato 25 milioni come contributo, ma non bastano, soprattutto per le tratte che riguardano le isole minori. Sulle isole minori esistono dei contratti che prevedono teoricamente il ribaltamento dell'incremento di costi o sulla tariffa o sulla frequenza, quindi entrambi argomenti che possono impattare sulla popolazione e sul turismo. Diciamo che storicamente in presenza di eventi importanti come quelli accaduti c'è sempre stato un intervento o del governo regionale o del governo nazionale per evitare, diciamo, traumi eccessivi come nel caso dell'Ucraina o del Covid. Ad oggi sappiamo che stanno, come dire, ragionando, però ad adesso non c'è stato un provvedimento concreto. Gli armatori quindi si attendono un intervento da parte del governo nazionale. In alternativa o aumenteranno le tariffe o diminuiranno le corse proprio con la stagione turistica alle porte. Ci fermiamo, una breve pausa, poi andremo allo Zen di Palermo dove sono in programma diversi progetti di riqualificazione. A Palermo nuova piazza e servizi allo Zen, 21 gli interventi per una spesa complessiva di 51 milioni di euro. Il rilancio delle periferie è uno degli obiettivi del governo regionale, questo quanto dice il presidente Schifani. Sentiamo Orazio Longo. Il quartiere Zen a Palermo avrà una nuova piazza e nuovi servizi. A presentare il progetto è stato il sindaco Lagalla che nella parrocchia di San Filippo Neri, alla presenza del presidente della regione Schifani, ha illustrato le azioni messe in campo per migliorare il quartiere a nord della città, 21 interventi per un totale di 51 milioni di euro. La piazza ha avuto approvato il progetto esecutivo. Siamo nella fase di validazione del progetto e riteniamo che quindi entro l'anno, a cavallo dell'estate o subito prima o meglio penso subito dopo, potranno essere affidati i lavori. Io mi auguro che i lavori possano cominciare tra la fine dell'anno corrente e i primissimi del prossimo anno, del 2027. Occupiamo finalmente un luogo che è stato un ricettacolo di immondizia, un luogo di degrado. La piazza occuperà un'area di 12.000 metri quadrati e prevede la creazione di un parco urbano multifunzionale. Il progetto da 4 milioni di euro, curato dall'assessorato ai lavori pubblici, è il primo realizzato con una tecnologia tridimensionale. Previsti poi una zona servizi, un parco giochi, un anfiteatro all'aperto da 150 posti, un campo bocce, zone a verde e un parcheggio da 200 posti. Il rilancio delle periferie è uno degli obiettivi del governo regionale, ha detto
detto il presidente Schifani. Sinergia tra regione, comune, associazioni, dobbiamo fare squadra sistema e anche stanziare finanziamenti delle somme pubbliche che sono essenziali e strategiche, perché determinati territori dove alligna più facilmente la delinquenza organizzata vengano risanati e bonificati con buona pace dei delinquenti che si terranno lontani da queste aree. Il tram arriverà anche allo Zen, questo significherà più tratte per i pendolari, ha poi detto l'assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Aricò. A Catania chiuderà per 8 mesi il Teatro Massimo Bellini per lavori di sicurezza e riqualificazione. Gli spettacoli saranno ospitati nei teatri San Giorgio e Metropolitan. Lorena Dolci. Chiude per lavori fino al 31 dicembre il Teatro Massimo Bellini di Catania. I lavori di messa in sicurezza non erano più rinviabili. Dall'11 maggio alla fine dell'anno gli spettacoli delle stagioni lirica e sinfonica saranno ospitati in 2 sedi temporanee, il Teatro Metropolitan e il San Giorgi. Un trasloco di 8 mesi che segna l'avvio di una nuova stagione per uno dei simboli culturali più identitari di Catania. Il Teatro Massimo Bellini è il bene culturale per eccellenza, è una testimonianza che ha valore di civiltà, a carattere artistico, storico, è l'identità della città. Il progetto da 1.300.000 euro riguarda interventi di riqualificazione e adeguamento alla sicurezza, come ad esempio nuove uscite di sicurezza che consentiranno di aumentare i posti disponibili. Si tratta solo della prima tappa, a disposizione altri 3 milioni di euro per lavori sulla facciata e sul tetto e per una nuova illuminazione artistica. L'arrivederci per gli oltre 8.000 abbonati è ai primi di marzo del 2027. Ci fermiamo, una breve pausa, la pagina dello sport con gli impegni delle squadre siciliane. Segnali contrastanti in casa Catania dopo il pari con il Potenza nel giorno del ritorno di Toscano. Arriva l'1-1 interno. Per la certezza del secondo posto bisognerà arrivare all'ultima giornata con i rossazzurri impegnati in casa dell'Atalanta Under 23. Partita in diretta in chiaro su Telecolor. Marco Carli. Il pareggio, i fischi, le curve che pretendono impegno, scelte ponderate e risultati, l'avvio di partita promettente, le difficoltà dopo il gol del Potenza, l'ultima mezz'ora positiva, l'incoraggiamento alla squadra di Pelligre e grella a fine match. C'è un po' di tutto nella partita che ha segnato il ritorno di Toscano sulla panchina del Catania. Catania-Potenza è la somma di quello che sono stati gli ultimi mesi in casa rossazzurra, in cui da febbraio si è persa la direzione. Come Quaini si perde Radi prima del gol di Dauria, errore del centrocampista e vantaggio del Potenza. Il Catania subisce e non si rialza fino all'ultima mezz'ora, quando con tanti giocatori di qualità in campo preme forte e trova il rigore da cui nasce il pari. Fallo di Siatunis, trasformazione impeccabile di Cicerelli che torna al gol dopo l'infortunio e in mix zone lascia trasparire l'emozione per il periodo trascorso. Sono onorato, nel senso non c'è stato un secondo in cui sono stato lasciato da solo. È stato un periodo lungo, appunto difficile, ho avuto accanto persone strepitose, ho conosciuto professionisti incredibili. Il finale è ancora di marca Catania, ma il risultato non cambia e i rossazzurri, vicinissimi comunque all'obiettivo minimo del secondo posto, dovranno rincorrere la matematica fino all'ultima giornata. Per evitare calcoli serve un punto con l'Atalanta Under 23. Bisogna lavorare, ho visto grande disponibilità, grande applicazione, grande voglia di innanzitutto di portare a casa il nostro primo obiettivo, il secondo posto, che è roba nostra, che ce lo siamo guadagnati. Retrocessione in D per il Trapani, battuto 1-0 a Cosenza, il Siracusa fermato sul pareggio dalla Cavese e ad un passo dal ritorno in quarta serie. Sergio Colosi. Trapani retrocesso in D, Siracusa tenuto in vita dalla matematica. La penultima giornata regala alle siciliane una sentenza e mezza. Terzo pareggio consecutivo per gli azzurri di Turati, che contro la Cavese salva al De Simone hanno sprecato un'altra possibilità di agganciare i play-out. Partita a ritmi alti ma con scarse emozioni e prima del riposo Diarrasuba sfiora il vantaggio. Lo 0-1 si materializza al 18° con un contropiede di Ubani finalizzato dal diagonale di Orlando, già decisivo a Benevento.
Il Siracusa reagisce, crea e raggiunge il pari al minuto 39 con sbaffo su invito di Cancellieri. Lungo applauso degli oltre 3.600 spettatori alla professionalità di un gruppo che senza società proverà l'impresa quasi impossibile all'ultima giornata. Serviranno la vittoria azzurra a Trapani, la sconfitta del Giuliano a Caserta e il mancato successo del Foggia contro la Salernitana. Saluta la Serie C il Trapani, sconfitto 1-0 dal Cosenza, partita ricca di episodi e decisioni arbitrali, compresa l'espulsione dopo revisione del capitano Granata Celeghin a fine primo tempo. A metà ripresa sfida decisa da Mazzocchi, entrato in campo da 10 minuti. Trapani ultimo, Calabresi terzi. Il Palermo si gode i gol di Poyampalo per il finlandese, record di marcatura in Serie B. Vogliamo la Serie A, dice l'attaccante rosanero, sempre più leader dei siciliani. Marco Gullà. Cuore e muscoli, il Palermo vince, convince, ma deve ancora fare di più. La vittoria sul Cesena per 2-0 non ha permesso di avvicinarsi alla promozione diretta, sempre distante 4 punti. Quando mancano 3 giornate alla fine della regular season, sembra davvero improbabile che il Palermo possa tornare in corsa, anche perché Venezia, Monza e Frosinone non sgarrano un colpo. Però i rosanero continuano a marciare. Per Joel Poyampalo record di gol grazie alla doppietta di sabato scorso, anche se lui stesso dice senza la Serie A non servono a nulla. Solo guardiamo noi, se non è possibile guardiamo di altri, guardiamo per le ultime 3 partite, proviamo di vincere tutti e 3 e guardiamo dove sei in campionato dopo di questa partita. Il Palermo tornerà in campo sabato 25 aprile a Reggio Emilia. Sono tutte partite fondamentali, noi dobbiamo pensare solamente a noi stessi, non guardare gli altri e cercare di fare bottino pieno tutte le partite. Alla fine vedremo se gli altri saranno stati più bravi. Andremo avanti con i playoff, se no vedremo. Dovrebbero tornare a disposizione di Pippo Inzaghi sia Joronen che Jonsen. Prima di chiudere una notizia dall'Ansa, il Ministero della Giustizia ha accolto la richiesta presentata dalle figlie di Marcello Cimino, il senza tetto di 45 anni bruciato vivo nel marzo del 2017 mentre dormiva sotto il portico della missione San Francesco dei Cappuccini a Palermo. Alle 2 giovani sarà riconosciuto il massimo previsto dal Fondo Speciale per le Vittime dei Reati Violenti. Io mi fermo qui, vi ricordo la prossima edizione alle 14. Grazie per l'ascolto e buona giornata.